Si è svolto presso il Museo Archeologico Griffo, alla Sala Zeus, il convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento dal tema PNRR Rigenerazione Urbana, i concorsi di progettazione in provincia di Agrigento. Il Libero Consorzio Comunale, i comuni di Grotte, Montevago, Racalmuto e Raffadale hanno proficuamente fruito delle risorse stanziate dallo Stato col decreto del 17-12 del 2021 per bandire entro i termini prescritti 5 concorsi di progettazione in attuazione ad appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Consiglio nazionale e con l'Ordine provinciale degli architetti di Agrigento, che hanno offerto l'uso gratuito della piattaforma e un supporto tecnico-logistico allo svolgimento delle procedure informatiche. Grazie a tali sinergie gli enti banditori hanno acquisito 5 progetti per la realizzazione di altrettanti interventi di riqualificazione urbana sul territorio provinciale. Nel corso dell'evento sono stati presentati 5 progetti premiati: la costruzione di un edificio scolastico a Canicattì, la riqualificazione urbana zona del Calvario di Grotte, la riqualificazione paesaggistica dell'antica Montevago, la riqualificazione urbana del centro storico di Racalmuto, la riqualificazione del villaggio della gioventù di Raffadali. Dunque, oggi oltre a celebrare la proclamazione di Agrigento capitale della cultura 2025, portiamo avanti questa iniziativa che vede insieme l'università e l'ordine professionale. Per la prima volta abbiamo lavorato insieme per offrire la nostra capacità di ricerca, la competenza dei nostri professori universitari e l'ordine professionale che ha dato l'opportunità di lavorare all'interno delle commissioni dei concorsi che hanno selezionato dei progetti di trasformazione dei nostri luoghi. Io credo che sia un momento molto importante, intanto perché le istituzioni lavorano insieme per migliorare e riqualificare gli spazi delle nostre città, ma anche perché i concorsi di architettura, che hanno un valore sovrastrutturale e hanno anche delle aspettative che si attagliano alle grandi città, per esempio ai luoghi del nostro paese, in questo caso possono meglio esplorare quelle che sono le necessità dei piccoli centri e quali sono le necessità dei nostri luoghi, attribuendo anche una misura particolare e un giusto equilibrio nella scelta dei progetti che trasformeranno i nostri luoghi. Siamo tra coloro i quali hanno avuto finanziato la progettazione appunto di un recupero della vecchia Montevago con l'obiettivo di puntare alla rigenerazione urbana e far sì che il vecchio centro col nuovo centro possano essere il più uniti possibile, e questa è una bellissima opportunità che capita in una giornata storica per la nostra provincia, per Agrigento città della cultura 2025, quindi credo che quello che l'Ordine degli Architetti oggi ha organizzato è forse sapendolo o non sapendolo, questo non saprei dire, però sicuramente si cala in questo contesto e Agrigento da un lato, il territorio dall'altro, può dare veramente risalto e lustro a questo bellissimo momento che la nostra provincia sta vivendo. Grande soddisfazione, abbiamo approfittato di questa importante occasione che ci è stata data, cioè quella di utilizzare dei fondi per i concorsi di progettazione. Questo progetto riguarda la riqualificazione del Calvario, una zona molto importante per il nostro territorio, molto amata dai nostri cittadini. Questo ci consentirà di realizzare un progetto esecutivo che rientrerà per un importo di circa 2 milioni di euro nell'ambito di quei 24 milioni di euro che grazie al concorso di progettazione saranno innestati nel nostro territorio. Quindi il fatto che Grotte ancora una volta sia tra quei comuni che riescano ad approfittare di queste importanti occasioni che ci vengono messe a disposizione per noi è motivo di orgoglio, e quindi come sindaco non posso essere che veramente soddisfatto. Sì, il convegno è finalizzato a raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di promuovere il concorso di progettazione quale strumento ideale per valorizzare il talento dei professionisti, e il secondo è quello di descrivere progetti di fattibilità tecnica ed economica di qualità
acquisiti dal libero consorzio dal Comune di Montevago, Grotte, Racalmuto e Raffadali, grazie ai concorsi banditi la scorsa estate con la collaborazione tecnico-logistica del nostro ordine. Con questi progetti gli enti banditori potranno partecipare ai bandi e quindi accedere ai fondi del PNRR per realizzare una nuova scuola HNKT, un intervento interessante di rigenerazione, di riqualificazione paesaggistica dell'antica Montevago, quella distrutta dal terremoto del 68, poi ci sono interventi di riqualificazione che riguardano il Calvario di Grotte, le strade interne del centro storico di Racalmuto e il villaggio della gioventù di Raffadali. Devo dire che tutto questo per un importo complessivo di 24 milioni di euro. Devo dire che siamo molto soddisfatti e anche orgogliosi di continuare a offrire contributo alla società civile, a dare una mano agli enti attivi sul territorio per riqualificare il nostro territorio e per valorizzare i nostri beni culturali con progetti di qualità. E questo segna una progressiva trasformazione del nostro ordine che andando ben al di là dei compiti di istituto oramai è un soggetto attivo nella società civile che lavora per il rilancio socio-economico e per la riqualificazione del nostro territorio. Sì, intanto è stata una sorpresa per me apprendere oggi che Agrigento, e mi ha fatto molto piacere, è capitale della cultura italiana 2025 e questo è una cosa estremamente bella e estremamente importante. Si lega ai 5 concorsi di architettura stati fatti, anche questa è una cosa eccezionale, e quindi giornata di festa, e quello che ha annunciato è che nel 2025 certamente gli ordini di architetti italiani, il Consiglio nazionale, faremo un bel evento, una conferenza di architetti italiani qui ad Agrigento, perché è un momento talmente importante che vogliamo che tutti gli architetti italiani possano godere di questa grande opportunità. Un convegno? Sul convegno intanto una partecipazione eccezionale e mi stupisce perché non è facile portare tutta questa gente, cioè vedere tutta la gente in piedi, tu per le scale, veramente è una cosa veramente eccezionale. Il tema per noi è affascinante, sapere che vengono fatti i concorsi per i quali noi ci siamo battuti in 2 gradi, con la logica che vogliamo noi, che chi è ammesso al 2° grado ha un compenso, che chi vince farà gli altri gradi di progettazione. E per promuovere la centralità del progetto è un tema veramente per noi veramente fondamentale, quindi particolarmente felice di essere qua. Assolutamente sì, questo è un momento straordinario perché per la prima volta viene posto al centro del ragionamento della trasformazione della città il progetto. Quindi questa modalità di procedere attraverso il concorso di progettazione, attraverso il progetto di architettura, ponendo al centro il progetto, è una vera innovazione. Un'innovazione che tra l'altro ci dà la possibilità di scegliere attraverso questo processo virtuoso il miglior progetto tra i progetti pervenuti in base di gara. Devo dire sono stato coinvolto personalmente nella giuria del concorso di Montevago per la riqualificazione di una parte della vecchia Montevago ed è stato straordinario il risultato raggiunto attraverso appunto le proposte progettuali che sono delle proposte comunque di altissima qualità e che vedranno la realizzazione a breve attraverso i fondi del PNRR. È sicuramente un'iniziativa da premiare, apprezzabile, che ciascuno di noi nei propri territori ha cercato di portare avanti. Sono stata molto orgogliosa di partecipare, di far parte della commissione del concorso di progettazione che è stato indetto dal Comune di Raffadali. Sono tutte iniziative sicuramente da premiare e da promuovere nei nostri territori se vogliamo bene, se crediamo nei nostri territori e soprattutto crediamo nelle esigenze che chi vive i territori ha. Quindi i progetti realizzati col concorso di progettazione a 2 gradi sicuramente sono progetti da promuovere sui nostri territori perché stimolano l'idea progettuale, sensibilizzano la committenza e promuovono la innovazione tecnologica. Questa è un'iniziativa di grandissimo interesse e molto virtuosa perché è un esempio di come l'energia dell'ordine territoriale, degli architetti,
collegata alla volontà delle amministrazioni, possa mettere in moto un percorso appunto virtuoso di utilizzo dei finanziamenti dentro la qualità dell'architettura, cioè il concorso di progettazione in 2 fasi è un concorso che garantisce innanzitutto la partecipazione dei più giovani e quindi alza il livello e l'energia del progetto d'architettura, fornisce all'amministrazione un progetto d'architettura di qualità e innovativo e permette alle pubbliche amministrazioni di utilizzare i fondi, perché uno dei grandi problemi, come sappiamo, in Sicilia ma non solo, in tutta Italia, è la grossa difficoltà a utilizzare i fondi europei proprio per mancanza di progetti. Il percorso del concorso di architettura è un percorso che non fa perdere tempo, anzi lo fa guadagnare, perché è un investimento di tempo iniziale minimo, principalmente organizzativo, ma fa guadagnare tempo in tutte le fasi successive, perché garantisce un progetto di alto livello, quindi una diminuzione della conflittualità fra le imprese e la pubblica amministrazione, di semplicità della realizzazione, proprio perché il livello di progettazione è più alto. Questa è una cosa che purtroppo nel nuovo codice degli appalti è stata negata e non compresa gravemente. Temo che vedremo delle conseguenze molto gravi proprio sulle opere pubbliche nei prossimi 4-5 anni, perché questo percorso è un percorso contro la virtuosità del fare le cose, aumenterà le conflittualità, aumenterà i costi, aumenterà le spese, non velocizzerà i tempi. Questo esempio di oggi è un esempio invece di come attraverso la qualità e la programmazione dentro il concorso si possono ottenere grandi risultati. Questa iniziativa è semplicemente lodevole perché dà praticamente lustro a tutto il lavoro che abbiamo fatto come ordini per portare all'attenzione non solo delle amministrazioni ma anche degli architetti e anche dell'opinione pubblica il fondo concorsi di progettazione con la realizzazione dei concorsi di progettazione. Caltanissetta come va? Caltanissetta va benissimo, noi siamo leggermente in ritardo perché abbiamo collaborato non solo con Agrigento ma con tutti, facendo comunque sinergia con tutti gli ordini regionali. Siamo leggermente in ritardo perché non siamo riusciti ad asseverare alla prima scadenza, che è stata quella del 18 agosto 2022, quindi però abbiamo rispettato per buona parte la seconda scadenza, che è quella del 18 febbraio 2023, e siamo riusciti comunque a fare partire in provincia di Caltanissetta. Abbiamo appena fatto la conferenza stampa, numerosi progetti per quanto riguarda i concorsi di progettazione che arrivano praticamente a investire il 40% dei comuni della provincia di Caltanissetta che hanno avuto titolo per poter partecipare ai concorsi di progettazione. Io devo ringraziare l'Ordine degli Architetti che mi ha dato questa possibilità. Stilando un protocollo d'intesa e mettendomi in condizione di partecipare, perché ho partecipato grazie a loro al finanziamento che mi ha permesso di realizzare un progetto idoneo per partecipare ai fondi del PNRR. Le risorse ci sono, abbiamo ora un progetto, io penso che è un'idea che andrà a buon fine. Parliamo di rigenerazione urbana di un'area importante per la comunità raffaellese, parliamo del villaggio della gioventù. È un'area che è nata nella metà degli anni 60, frequentatissima da tutti i cittadini raffadali, in cui tutti, compreso io, abbiamo trascorso lì intere settimane in un'età in cui si realizzavano le colonie estive, e quindi molti dei cittadini raffadali hanno frequentato sin da piccoli quell'area. È un'area amata da tutti, un'area che è ogni anno oggetto sia di attività ludico-ricreative ma anche di attività sportive, di tutte quelle che sono le attività che si possono realizzare in una vasta area, circa 13 ettari all'aperto, piena di verde e di un'area boschiva. Io ho partecipato come membro della commissione di giudicazione di una delle cinque gare concorso, in particolare quella per il comune di Grotte, per il recupero del Calvario. Credo che siano state tutte, posso parlare per la mia, ma tutte le occasioni importanti di nuove sinergie tra le amministrazioni, le università e gli ordini per migliorare
migliorare e per tarare i progetti di architettura al meglio per il nostro territorio. Quindi sono felice di questo evento e di questo evento di presentazione che credo che segnerà un tassello fondamentale nel riconoscimento del ruolo dell'architetto come figura centrale per il recupero della nostra regione. Dunque la provincia di Agrigento con 5 dei suoi comuni è stata veramente molto attiva, è riuscita appunto a totalizzare questo importo notevole, ma la cosa importante è che si tratta di 5 concorsi di progettazione, tutti molto diversi fra di loro, che però servono per ripartire nelle opere pubbliche da parte delle amministrazioni, perché sono, diciamo, il segno che volendo si può velocemente rispettare un concorso, individuare un vincitore, mettere subito in appalto le opere e riuscire a ottenere quello che normalmente invece viene fatto in moltissimi anni, naturalmente con tutti i problemi che abbiamo e che sappiamo.